E questa mattina a Regina Coeli in piazza San Pietro si era levata la preghiera di Papa Francesco per aprire il corridoio umanitario a Mariupol. Giuseppe Solinas. Il Papa l'aveva chiesto con preghiera costante e la notizia arriva poco dopo le sue parole al Regina Coeli in piazza San Pietro. Il pensiero va subito alla città ucraina di Mariupol, città di Maria, barbaramente bombardata e distrutta. Anche ora, anche da qui, rinnovo la richiesta che siano predisposti corridoi umanitari sicuri per le persone intrappolate nell'acciaieria. Bisogna abbandonare la logica della violenza dunque e sottrarsi alla spirale delle armi. Se ci sia la volontà di evitare una continua escalation militare e verbale. Francesco poi ricorda i lavoratori. Servono un'economia di pace, impiego dignitoso per tutti e sicurezza. E vorrei ricordare gli operai morti al lavoro. Una tragedia molto diffusa, forse troppo. E a proposito degli operai al lavoro, oggi 1° maggio, festa dei lavoratori al Quirinale, la cerimonia con il Capo dello Stato Mattarella che ha evidenziato l'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nadia Zikowski.